La Vogalonga festeggia con un'edizione record memorabile il suo 50° compleanno. A Venezia dunque non sarà solo giornata di elezioni amministrative, ma anche del tradizionale appuntamento remiero, la regata non competitiva che porterà a Venezia 2282 barcheremi e oltre 9900 volatori per un percorso complessivo di 30 km lungo i canali della città. La manifestazione, ideata dall'indimenticabile Lalo Rosasalva, è oggi portata avanti con passione dal figlio Antonio, presidente del comitato organizzatore, con molti volontari. La partenza avverrà con il classico colpo di cannone in mattinata dal bacino di San Marco. L'appuntamento è nato per un messaggio contro il moto ondoso nel 1976 e di rispetto per la città. Rispetto alle prime edizioni si è evoluto, ma il significato è rimasto intatto e più che mai attuale. Oggi, però, sono in maggioranza gli stranieri che vi partecipano rispetto ai veneziani. C'è molto entusiasmo da parte del popolo del Remo, ci hanno raggiunto in tantissimi, forse anche troppi, tant'è che non siamo riusciti ad accettare tutti quelli che hanno richiesto di partecipare. Comunque siamo riusciti alla fine a accontentare quasi tutti quanti. Prima della partenza verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Duilio Stinger del comitato organizzatore. Una buona volontà a tutti, il meteo sembra propizio, aspettiamo una buona giornata e buona lunga a tutti.